Buonasera e bentrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Apriamo con la cronaca: rapine in una banca di Palermo, protagonisti 4 uomini che a volto coperto hanno fatto irruzione all'interno dell'istituto, sequestrando per circa 20 minuti clienti e dipendenti. Sono poi fuggiti in auto con un bottino di oltre 25.000 euro. I carabinieri di Messina hanno arrestato un giovane di 18 anni trovato in possesso di hashish, marijuana e funghi allucinogeni. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di processo. Ha mentito per nascondere i suoi insuccessi. Questo è il duro giudizio del giudice monocratico di Marsala nei confronti dell'ex PM Maria Angioni, condannata a 1 anno di carcere per falsa informazione al pubblico ministero riguardo alla sua indagine sulla scomparsa di Denise Pipitone. Al mercato ortofrutticolo di Palermo non sono disponibili arance siciliane, questo quanto emerge da un controllo effettuato dal nucleo operativo del Corpo Forestale Siciliano. A dominare sono infatti prodotti esteri. E infine Diletta Leotta è incinta, lo ha annunciato la stessa conduttrice catanese sul suo profilo Instagram, pubblicando un video in cui abbraccia il compagno Loris Karius. Ed è tutto per questa edizione, tutti i dettagli li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.